Va ora in onda Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Radio Giornale Bellunese, questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi di giovedì 13 ottobre 2022. Mondo del volontariato in lutto, è morto ieri mattina all'ospedale Caffoncero di Treviso Roberto Bristotte, detto Brio. Aveva 61 anni, era conosciuto in tutta la provincia per la sua attività di regista, disegnatore e grafico. Al Centro Servizi per il Volontariato di Belluno guidava Laboratori Inquadrati, uno spazio in cui, come ricorda proprio il CSV in una nota di cordoglio, al fianco in particolare del collega Emanuele Bunetto, si proponeva di raccontare il sociale in modo dinamico. Oltre che nel terzo settore, Bristotte è stato attivo in campo amministrativo, lavorando dal 99 al 2009 come assessore alla cultura del comune di Limana. Il decesso è avvenuto a causa di problemi cardiaci. Incendio martedì sera nella borgata Berti in comune di Arsiele. Fiamme hanno avvolto un'abitazione utilizzata come seconda casa da una famiglia di Pavia assente al momento del rogo. A lanciare l'allarme alle 21:30 alcuni residenti nella vicina Rocca. Sul posto i vigili del fuoco, operazioni di spegnimento complicate dalla difficile accessibilità al luogo teatro dell'incendio. Le squadre intervenute sono comunque riuscite a circoscrivere e poi spegnere le fiamme, evitando un rogo generalizzato a tutta la struttura che tuttavia è stata gravemente danneggiata. Da chiarire le cause che hanno innescato le fiamme. Olimpiadi invernali 2026, opere in ritardo, lo hanno sottolineato dal palco del Dolomiti Show a Longarone Fiere il presidente della provincia di Belluno Roberto Padrin e quello del CONI Veneto Dino Ponchio. Mancano appena 3 anni ai giochi, bisogna accelerare e cominciare a vedere qualcosa di concreto, le parole di Padrin. Mi auguro, ha aggiunto il presidente della provincia, che venga nominato al più presto l'amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026. Ha invece parlato di scollamento tra il percorso olimpico e il territorio il presidente del CONI Veneto Ponchio. Il percorso di Milano Cortina 2026 sta volando troppo in alto, manca il collegamento con il territorio. Al via da lunedì 17 ottobre la campagna per la vaccinazione anti-influenzale, 40.000 le dosi che l'USD numero 1 Dolomiti riceverà nei prossimi giorni per far scattare le immunizzazioni. In occasione dell'anti-influenzale i medici di famiglia potranno co-somministrare anche il vaccino anti-Covid. Su questo fronte procederà anche il Dipartimento di Prevenzione che nei centri vaccinali di popolazione effettuerà la somministrazione dei booster Covid, proponendo nel contempo la co-somministrazione del siero contro l'influenza. Un'azione combinata, sottolinea l'azienda sanitaria, con l'obiettivo di ridurre la frequenza e la casistica grave delle due principali malattie respiratorie che certamente caratterizzeranno la stagione fredda. Passiamo allo sport, calcio, eccellenza KO nel turno infrasettimanale di ieri per l'Unione Limana Cavarzano. La squadra allenata da Massimiliano Partelli è uscita sconfitta per 3-0 dalla sfida in trasferta sul campo del San Donà. Gara già chiusa dopo la prima frazione, terminata con i veneziani in vantaggio di 3 reti. In Coppa Veneto, promozione avanza agli ottavi di finale il Longarone Alpina grazie alla vittoria ottenuta sul Montello ai calci di rigore. 6-5 il risultato finale dopo che i tempi regolamentari erano terminati sull'1-1. Il prossimo avversario il 23 novembre sarà la Giulia Sagittaria. Sempre nel trofeo regionale, ma in prima categoria, stacca il pass per i 16esimi il Borgo Valbelluna a forte del successo per 2-0 sul Fregona. In seconda accedono al turno successivo il Ponte nelle Alpi 5-4 sul San Michele dopo i rigori e la Sospirolese 5-1 nel derby con il Lentiai. Questa sera alle 20:30 a Longarone la Supercoppa bellunese di terza categoria tra Sois e Valzoldana. Infine l'Hockey Alps League, terzo match consecutivo fuori casa per il Cortina, trasferta in Austria questa sera per sfidare il Lustenau. È davvero tutto per questa edizione del Radio Giornale Bellunese. Vi ricordo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.